Per quel che riguarda il teatro, San Daniele ha delle radici assai lontane, diciamo. Troviamo dei documenti nell'archivio storico comunale ancora del 500, del 600, dove venivano dati dei contributi, venivano dati dei locali dove rappresentare delle commedie. Il nostro gruppo è nato nel 1967. Nel 1966 celebrammo qua il centenario della unità d'Italia, perché in effetti dopo la terza guerra mondiale il Friuli è stato annesso all'Italia. In quell'occasione abbiamo rappresentato una scena di un dramma storico scritto in friulano e ha tanto entusiasmato la gente, insomma ha tanto premuto che abbiamo ricostituito la filodrammatica. Da allora non abbiamo mai smesso di recitare, sono 44 anni ormai e per scelta non sapevole recitiamo sempre in friulano. E il friulano di San Daniele, che ha delle caratteristiche particolari per cui, ve l'avranno detto chissà quanti, è chiamato anche la Siena di la Siena del Friuli, per la purezza, appunto, per la gentilezza, per la non so come dire, insomma, della pronuncia sandanielese. Poi abbiamo dei poeti, dei drammaturghi di questo secolo, o meglio, del secolo passato ormai, come, non so, Andrea Bianchi, poi quello che ci ha dato praticamente il nome, o quello da cui abbiamo preso il nome, che è Quintino Ronchi, che fu un generale durante la prima guerra mondiale, poi divenne prima sindaco e poi podestà di San Daniele, ma scrisse una ventina di commedie in friulano, altre in italiano per la filodrammatica che esisteva allora. Ma il teatro nostro è teatro friulano.